Alright. May you find that love that won't leave you. Find it by the end of the day. Si era caricata all'altra live sotto. Quindi mi stavo sentendo anche io due sì, volte. Sì, sì, sì. appunto. Sì, sì. Ragazzi, che si sente doppio. Allora, la figura di merda della serata l'abbiamo fatta mentre la sigla va. Quindi, Per dai, ci ridere, sta. per ridere. Come prescioso ci sta. Sì. Smell of some kind of beautiful. You just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the time feeling petrified when they lived alone. Gianmarco, che uccello! Madonna. Ma è È enorme! enorme. Che È un, uccello! Mi è apparso un uccello sul desktop, è aspettate. un fallo di dimensioni gigantesche. Che fallo sei? Jimmy Fallon. Per ridere. Ragazzi, le sigle qua sono così, facciamo cazzate, quindi o partecipate e ci dite qualcosa, o ci fermate, fate qualcosa. Io sto ancora cercando di capire che uccello è questo. Ecco È qua, un ho colibrì. trovato il pulsante uccello. È un colibrì, vabbè. Panterpe insignis. È un hummingbird, è un colibrì. Va bene, Bello. molto caruccio. Il colibrollo. Some kind of beautiful. Some kind of beautiful. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot that I'm feeling petrified when they lived alone. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed last weekend and night. If you lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May you find a love that won't leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired or lonely, something beautiful along your way. You won't be lost, hurt, tired or lonely, something beautiful along your way. Ringraziamo Robbie Williams che anche oggi non ci denuncerà perché gli vogliamo tantissimo bene. Grazie, e Roberto. buonasera a tutti. Dopo una canzone così bella, allegra, felice che parla di tanti buoni propositi, andiamo ad affrontare il male, la morte, il para e normale in questo bel giochino che avevamo addocchiato da un bel po'. E qui è apparso l'uccello, signori. Signori, c'è l'uccello, attenzione. Salve uccello. Allora, Perché c'è l'uccello? perché lui c'ha un pochettino di problemi a trovare la finestra. Allora, prima andava tutto perfettamente bene, aspettatemi un attimo. Ecco qua, ok, ti metto da qua. Allora, ok. Meno male che avevo impostato tutto prima, ma come al solito... Allora, ci siamo, Urban Meat Dissolution Center. Yeah! E il titolo è completamente in italiano, quindi così non annaspiamo nel tradurlo in inglese, ce lo godiamo noi, non vi rompete i coglioni voi. Potete leggere tranquillamente anche voi, vedremo se ci sono o se c'è una sorta di doppiaggio. Nel frattempo, nuova partita. Questa è un'opera di finzione, naturalmente, perché i demoni non esistono.
No. Si è aperto l'armadio. Sì, facile. C'è pure un autosalvataggio, quindi Uno. ottimo, va benissimo. Sono campione. Salve, perché proprio No. qui e proprio ora? Signorina, salve. Devi abbassare un po' però così. Che sfonda proprio. Oh, c'è un piedo C'era un nero. piede. C'è un Un piedozzo. brutto piede. 3 giorni prima, attenzione. 3 giorni prima il killer si sarà lavato i piedi? No. No. Non l'ha fatto. Salve, lei è donzella. Che viene dalla campagna, come la donzelletta. Ma che cazzo? Ma che cos'era? È un shadow. Ok, c'è un culto? Cool doll. Problemi paranormali? Contatta il centro di sezione leggende metropolitane. Ok, quindi c'è un'agenzia che tratta il paranormale. Va bene, va bene. Chi siamo noi per giudicare? No, è nessuno. Ok. Problema di occhiali, forse? Non credo. Vedi persone rosse che attraversano altre. Allora, quarto Piano. piano. Era meno 4. Salve. Non so. Sì, persona molto inquietante su una sedia a rotelle in uno studio pieno di scheletri e ossa umane. Eccola. Ma lui è Detective Conan, già capito chi è. Ma come fa? Questo è Francesco. Cazzo. Non... Potere misterioso. In Potere rosso. In misterioso, rosso. attenzione. Mi presento, sono Francesco. Ayumi Meguria, il Ayumi. direttore di questo centro. Metti gli occhiali. Ho detto io che era un problema di vista. Vediamo. Persona 4? Metti occhiali e vedi demone? Possible. Ehi. Ok. Ok, gli occhiali fanno vedere le cose meglio. Questo è l'insegnamento che al momento ci sta dando il gioco. Allora, salve. Ok. Non si tratta di fantasmi di persone decedute. Psicometria. Oi Regen, bonsoir. Ciao Reagan. Giochino nuovo lo abbiamo iniziato adesso, quindi non ti sei perso niente. La protagonista vede delle entità ed è andata in questo centro di sterminio sulle leggende urbane e metropolitane. Questa persona su una sedia a rotelle ci ha dato degli occhiali e con questi occhiali riusciamo a vedere delle entità, delle presenze di qualcosa che è presente comunque in zona. Solo che all'inizio del gioco l'abbiamo vista infilarsi velocemente sotto il letto, impaurita, con dei piedi neri che cercavano di farle brutte cose, quindi non finirà bene per Azami al momento. Ok, così ci spieghi anche come funziona un attimo il tutto. No, continuo a fare da solo. Aglia, che c'era sulla sedia?
Ho capito, mi fai sedere sulla sedia che uccide le persone, ma tu sei deficiente, scusami. Siediti. Ah no, scusa, è la sedia che uccide le persone. Che cazzo mi fai sedere a fare lì sopra? Ah. La sedia maledetta. Ma io potevo morire per colpa di questo che permetti, con tutto il rispetto, anche se sei su una sedia a rotelle, ma sei un deficiente, metti una sedia con una maledizione di fronte a te. Non mi sembra il posto più adatto. Veramente. E ora che succede? Ora che ti ci sei seduta, dovrei capire cosa è successo, oppure aspettare di morire, non c'è molto. Ah, ok, questo è il caso di prova, vediamo. Quindi ti fa capire un attimino cosa bisogna fare. Quindi dobbiamo sciogliere la maledizione della sede. Si odia avere ospiti. Lui invita le persone a casa, li fa sedere e li ammazza. Minchia, un po' troppo. Allora, ha lasciato il dossier da qualche parte, quindi dobbiamo identificare che maledizione ha questa sedia dove lui ci ha fatto sedere. Ok, come funziona? Ci possiamo spostare, ci dai dei punti. Ok, allora ci sono dei semplici punti, abbiamo gli obiettivi di quello che dobbiamo fare. Opzioni, abbiamo semplicemente le opzioni. Non ci sono altri pulsanti né altro, quindi una semplice avventura punto e clicca fatta per bene. Ok, ottimo, ottimo. Perché lasci qui una sedia pericolosa? Non mi sembra il caso. Allora, cerca il dossier. Mm, c'era dell'altro? No, questo è il primo dialogo, ok. Questo vuole solo la pensione di invalidità, a fine gioco si alza per sbaglio, sì. Sì, sicuro finisce così. E diciamo che qui ci sono molti testi un attimino abbastanza particolari. Ok. Allora, se non è lì, deve essere qui per forza. Ok. Allora, consultati con il direttore. Direttore, allora, tu non ti puoi alzare perché giustamente sei sulla sedia a rotelle. Però sto dossier, dove cazzo l'hai messo? Io sto per morire, giusto per... Allora, in tal caso, mettiti gli occhiali che ti ho dato poco fa e prova a cercare di nuovo. Quindi abbiamo sta meccanica di metterci gli occhiali per vedere nel para e normale e usciranno altri indizi. Ok, quindi pulsanti occhiali. Salve, signor spirito. Salve. Tracce. Ok. Allora, posso parlarti? Va bene. Ok. E abbiamo trovato il dossier. L'avevo addocchiato questo gioco, ma l'estetica mi ha lasciato indifferente. Perché sei un caprone. Perché sei un caprone. Ma ti vogliamo bene anche per questo. C'ha delle belle sequenze, Francesco, questo. Sembra pure fatto carino come avventura grafica, eh. Oh, ciao France. Frondoli. Vabbè. Frondoli. Allora, abbiamo risolto il problema della sedia maledetta che sta per ucciderci? Ma come non ne ho idea?
Tutti coloro che sono stati maledetti sono morti per necrosi nella parte inferiore del corpo. Sono marciti. E tu metti una sedia che fa marcire le persone di fronte a te. Ma questo non sta bene con la testa proprio. Allora, che possiamo fare adesso? Buonasera, Propoli. Proprio, Allora, esaminiamo meglio la sedia. Va bene, questo comunque è il caso tutorial, quindi giusto per far capire le meccaniche, poi si aprirà tranquillamente. Allora, quindi comunque bisogna trovare gli indizi e risolvere il caso. Ah, va bene, va bene. Se c'è una bella trama, anche un po' spooky e fatta bene, perché no? Tanto comunque l'ho pagato 15 no, euro, è IVA buono. inclusa. Gruzzi, Manuzzi, vabbè, qua Ecco, è stato ormai. infettato pure lui. A posto. Ecco. Allora, prova a formulare un'ipotesi. Le persone maledette da questa sedia sono marcite a partire dalla metà inferiore del corpo. Una scheggia mi appunto nel di dietro. Eh, Ok. Quindi come possiamo fare questa cosa? Scopri come sciogliere la maledizione. Ok, alla Miles Edgewood. Ok, va bene, va bene. Sifilide anale. Non credo Perché Regen sia non sifilide penso, non anale. penso. Cioè, muori per questa cosa qua, muori per sifilide anale col tempo, sì. Però questa è un attimino più immediata. Ok. Dunque, scegliamo la più plausibile tra le varie congetture. Prova a formulare delle ipotesi. E quindi noi dobbiamo dare le risposte, allora, Bello. zio, ci dobbiamo impegnare. Allora, Ascessi anali, insomma. Va bene, sì, ho capito. Francesco, tu come al solito non allora, hai capito un cazzo. io Allora, direi qua sul sedile della della sedia sedia c'è c'è un un meccanismo. meccanismo. E fino a qua, tutto a posto. Nella seduta, perché sta sul dove metti il culo, quindi sta su questa parte qua. Sì, Quindi devi premere il secondo e fare nascosto nella seduta e inietto un veleno un narcotizzante. necrotizzante. A posto. Ottimo, mi piace sta cosa. Fatto caccia al Tigrex su Monster Hunter Stories 2. Dai Godo. che manca poco, Francesco. Vabbè, Francesco. Ogni tanto dai informazioni Francesco, generiche. quel progetto di cui ti ho parlato ieri, ci hanno comunicato oggi la data, cioè ci hanno accettato di parlarci e farci spiegare per bene la cosa. C'è stato messo il calendario davanti a me e alla mia amica Martina. Martina mi ha detto che data mettiamo. Io ho visto il 28 febbraio e ho detto Martina, metti questa data. Questa è una data importante per me e per i miei amici, quindi metti il 28. Quindi io il 28 alle 15 ho sta riunione importantissima. La sera dobbiamo ammazzare quanti più mostri possibili. Tutti i mostri possibili che ci si pareranno davanti andranno un Per attimino forza! distrutti. Naturalmente anche Regen è invitato, eh. Per festeggiare la giornata si menano mostri. Non proprio, dobbiamo verificarla. E se noi controlliamo la seggiuola, quindi in realtà non è una sedia maledetta, è una sedia che ha fatto un figlio È di una sedia Battana. trappola. Se Secondo ci me è un sono... test che fa lui per vedere se Mm. puoi entrare nel team. Ok, ha rotto tutto, però va bene. Se noi ci mettiamo le... distruggiamo mostri, Regen. Se ci sei anche tu, a maggior ragione sei invitato a menare. Se non puoi, non capiterà occasioni in cui non meneremo mostri.
Questo cambia le cose. Distrugge la sedia maledetta da non crederci. Mi fai sedere su una sedia e mi fai morire. Te la scasso un attimo, perdonami. Magari riparazioni. Tu madre. Va bene. Ma che 10 milioni No. di... Ma tu non stai bene. No. Ma tu non stai bene. Non ce li ho 10 milioni. Tanto noi abbiamo comunque ancora il veleno nel popò che ci sta No, in teoria depotenziando. non dovrebbe perché sia andato. Vai sul logo un secondo. Ah, sali sopra. Sopra un po'. Sopra un po'. No, più di questo. Aspetta, da qua era. Ora bisogna capire che veleno è. Noi il veleno ce Quindi l'abbiamo lei ancora sapeva dentro. già tutto, mi ha fatto vedere che sarei morta. Sì, 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 lui lo faceva come test, te l'ho detto. Ok. Però noi comunque abbiamo ancora il veleno, cioè non Ma ci il siamo veleno è iniettati niente. maledetta. No, è veleno alla Lui ha fine. detto che è maledetta. La sedia viene definita maledetta, però noi ragionando abbiamo scoperto che Che è non è questo? una sedia maledetta che tu ti siedi sopra e come per magia Però appare. visto non ha trovato niente, ma con l'ha rotto. No, lei sotto ha trovato È un un tappo, vano, ha trovato sto vano e sto meccanismo che attiva una puntina quando ti ci siedi sopra. E Quindi poi non è esploso. maledetto, è un meccanismo È particolare scassato. per trovare meglio il veleno. Ah, ho capito. Mica esamini con calma mentre No, stai per morire. spaccare tutto? Spacchi tutto Va direttamente. bene. Sta per morire, nel vero senso della parola. Vabbè. Ma dobbiamo da 10 milioni a lui. Tira di merda. Però se lavoriamo per lui va bene. Questa è una sola comunque. Ok, hai indovinato il nostro numero di telefono, dove studiamo, eccetera. Sa tante cose. Io sessione, in caso torno dopo. Noi ti Vai, aspettiamo a Francesco, braccia buon aperte. divertimento. E nel dubbio, suca. Sono venuto sui dipinti. Ah, quindi giustamente ha detto, so dove abiti, so dove studi, posso venire a riscuotere il debito in qualunque momento. Va bene. Quindi ci ha letteralmente buttato dentro, come Sì, si suol dire in sei stato Danimarca. buttato Va via. bene. Non Un fare... taccuino? Non mi accomunare. Allora, ci ha dato qualcosa nel tacchino. Oh, abbiamo anche tutta una serie di... Oh, che bello. Ok. Lui Prova se a la vuole prendere qualche bucare... appunto. Ah, suca tu ti ha detto comunque. Ok, l'importante è che mi abbia sentito. Mentre Reagan ci dice che lo zoppo qua ci vuole intrombare probabilmente. Allora, signor direttore, cosa vuole da noi? Perché lui sa troppe cose di noi, quindi tu già per esperienze passate puzzi. Chiaroveggenza? Sì. Visto che vede altre cose. Ok. Quindi c'è tutta la mappa di relazioni per i casi. Oh, che bello, tutto pulito, tutto sistemato. Annotazioni. Che cos'è questa cosa qui adesso? Dissezione. È il cinto, non è il cinto di dissezione delle maledizioni, hanno detto adesso. Sì, no, però dico quello che si vede qui dentro, cioè c'è una specie di Ah, teoricamente comunque la blocco. dissezione è anche sviscerare l'argomento. Quindi analizzarne tutti i Ok, punti. abbiamo comunque schede poi per ogni caso e ogni leggenda che abbiamo. Abbiamo un database con i termini più importanti. Ok, sembra una bella avventurina fatta Ma sai che bene, eh. cazzo? Allora, qual è il primo caso? Allora, le leggende metropolitane. Sta parlando da solo, io non posso neanche skippare i dialoghi perché sta parlando da solo. È impazzito comunque, pazzo in culo. Io non sto toccando niente. Calmati un attimo. Un'ora dopo. Madonna. Ah, questa era una veloce panoramica un'ora. Va bene. Non ho capito manco il cazzo, comunque. Rimarranno molto impresse nella memoria. Ok, andiamo a fare un'indagine. Sì, sì, subito, immediatamente. Dai. Che caso è? La richiesta è moderare i danni causati da una leggenda metropolitana. E andiamo con Jasmine, la ragazza che abbiamo visto prima. Ok.
Va bene. Noi andiamo sopra e andiamo al primo caso. Salve. Mo ci caricano nel furgone e ci Mm? rubano? Potrebbe succedere. Ok, già sa chi siamo, eccetera, eccetera. A posto. E lei è Jasmine. Dai, diteci qual è il primo caso. Come fare la ricerca sui social. Ok, quindi dobbiamo anche investigare per trovare dove è il casino. Sì, Chi lo sa? sì, 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 sì. Sì, gioco, dacci tante cose. Ciao, Bashar. Chi è questo signorotto qui così? Questo è Mephisto. Ah, skinnato. Sì, sì, è Mephisto, Sei palesemente. skinnato tu, pezzettino di cacca. Allora, come dobbiamo fare adesso? Allora, la ricerca sui social. Bisogna tenere traccia delle dicerie. Per esempio, controllare se ci sono post che saltano all'occhio e che potrebbero alludere a qualche leggenda metropolitana. O ancora commenti che potrebbero spargere le voci verso lidi poco raccomandabili, cose così. Andate nel boschetto fuori città alle 3 di notte, c'è voce che un serial killer ammazza tutti. Andate a vedere. Bello. Segnato. Allora, facciamolo. Fammelo fare. Jasmine, faccelo fare. Che dobbiamo cercare? Facci giocare. Allora, che tutto è partito dall'account di una certa Eiko. Anzitutto controlla quanto si è sparsa la voce. Controllare fino a dove si è sparsa la voce? Tutte le leggende nascono da una voce, una diceria. Quindi prima di tutto dobbiamo determinare l'origine, giusto? La spirale, tu vai al centro. Eh? Giusto, no? No, non so che dici. No, ok. Scegli un post e leggilo ad alta voce, così quantomeno potrò commentarlo anche io. Anzitutto risali alla fonte delle voci. Trova quelli dove si sostiene di aver assistito a un'anomalia. Aia. Nato ginocchiato, ha fatto male. Allora, quindi dobbiamo esaminare anche i social networks. Allora, Oh cavolo, una ragazza di nome mio e stava per venire assalita da uno strano uomo in casa sua. È arrivata la polizia, ma non credo che si rivelerà utile. Quindi tu sei una notizia di una certa un attimino importanza, quindi andiamo a vedere i commenti. Ok, c'è qualcosa che non va? Questa questa foto cosa non non mi è è nuova. nuova. Mm. Comparsa dell'entità. Ok. Eiko, consulente privata, 100.000 yen all'anno. E abbiamo degli altri appunti. Ok, attenzione. Ma sembrava Deadpool per un momento. Ho avuto molta paura, ma sono riuscito a scattare questa foto. Ok. E qui c'è il signor Giovanni. Lui mi sembra dall'aspetto così da questa foto molto cattivo. Però potrebbe anche essere Potrebbe tranquillamente anche un essere killer, altro, cioè eh. un maniaco e basta. Problema sono queste gambe che sono un pochettino strane. Sì. La polizia che fa? Ma che ne sanno quelli di come si sentono le vittime? Anche a me una volta sono state rivolte parole incredibili da parte dei poliziotti. Tutto a posto, polizia, polizia. Nella foto è un uomo, messo in scena. Aspetta, secondo me è tutta una messa in scena di questa Eco perché ha perso popolarità come influencer. Mm. Questa cosa che dobbiamo indagare mi piace. C'è un limite quanto può essere Ce ne sono un bel po' comunque, eh. questa faccenda. Aia. Solo per diventare virale. E ancora detto la faccenda per arrivare a denunciare. Una bufala. Ok, sfruttare la deriva e fare scalpore. Mm. Tu?
Non ho capito, il tizio inquietante si è introdotto a casa di questa mio o era già lì? Mm. Ok. Ma aspetta, la foto della polizia e quell'altra sono state scattate? Non ci sono Ah, prove, ok, ignoralo. va bene. Ok. Si sta già diffondendo ovunque, dice. Può essere questa cosa qua? Ci metteranno molto a rintracciarlo. Ah, le ricordano casa di una sua amica. Mm. Appartamento di mio sta palpeggiando. Sì, mi sembra Vabbè, questo è qualcosa il del... potere. Ok. Guardale con gli Questo gioco mi occhiali. sta piacendo. Ok. Questo è l'indizio giusto. Jasmine, non ti preoccupare, ci abbiamo o potere. Vai tranquilla. Ok. E poi dobbiamo selezionare le parole chiave. E dobbiamo vedere pure se arrivano altri messaggi. Vabbè, dai, A posto. mi ricorda un po' qualcosa. A noi questo piace, Sì, quindi se noi cerchiamo vai. appartamento di mio, che cosa ci trova? Ok. Allora, qua sì, si capisce lei dove abita. Mm. Una volta non c'era un penitenziario, siamo sicuri che siano solo dice Rio Bufale? Spirito di un detenuto morto? Dice Rio Bufale si sta un Mm. attimino muovendo, eh. Sì, controlla. Ok. Ok. Possiamo cercare anche dicerie e Però leggiamo bufale, prima i però leggiamo commenti. prima tutti questi qua. Allora, lo conosco. Eccoci qui. Fate vedere fuori. Maison Scinnacamici. Secondo. Una discrezione, anche il nome dell'edificio è lo stesso. Mi sa che è proprio casa della tua amica, o l'edificio dove vive la tua amica, quindi... Probabile. Ok, Eh? preso indizio. No, No. aspetta, Dobbiamo fare prima aspetta un dicerio attimo. bufale. Mi scusi, facciamo le cose per bene. Se si tratta di uno spettro ce la cavavamo con un esorcismo, ma se invece è un alieno è già troppo tardi. Sta prendendo sempre più piede. Le teorie che il coso volante avvistato ieri, simile a un UFO, era un avvertimento dallo spazio, ci sta mettendo in guardia dall'accaduto di Questo a oggi. fare? No, No, vabbè. ok. Ah, citai. Intelligenza artificiale? Che intelligenza artificiale intelligente? L'omino buffo? No, che cos'è l'omino buffo? Ok, quindi Questo è un dopo altro caso. Questo è un altro caso ancora, mi piace. ok. È palesemente un foriero di disgrazia inviato sulla Terra dal diavolo in persona. L'umanità è spacciata. Secondo me plasma si spiegherebbe tutto. Ok, lei si fa pubblicità, va bene. La leggenda metropolitana di Cappuccetto Rosso. Non c'entra niente. Oh, a proposito dei mantelli, avete sentito quella storia secondo cui Downtown IA Lob come prompt disegna sempre la stessa donna? Oh no, dobbiamo investigare pure sull'intelligenza artificiale Ok, maledetta. Oh no, è finita, Gianmarco. appunti aggiornati. Allora, se guardiamo così, succede qualcosa? No. No, altre lettere non si muovono. E a questo punto abbiamo esaminato tutto. Dobbiamo andare subito ad investigare là allora.
Va bene. Lei ci accompagna, poi giustamente su cazzi tuoi c'è Satana lì dentro. Vai e sconfiggi Satana, Beh, non ti fa problema. meglio. Possiamo avere qualcuno che viene con noi? Una mano, un- qualcosa, non lo so. Salve, appartamento di mio. Allora, identificare la leggenda eh, metropolitana a cui è collegato questo caso. Ok, va benissimo. Quindi dobbiamo capire che cos'è questa anomalia. Parlare con le ragazze, esaminare la casa. Allora, osserva. Quindi qua tutto bene. Con gli occhiali vediamo qualcosa. Oh, attenzione. Però dovremmo parlare prima con loro, no? Attenzione. Parliamo prima con loro. Là dice di iniziare a parlare con loro, facciamo Allora, un tutorial. salve. A proposito del caso. Ok, qualcosa è apparso all'improvviso in camera. Aglia, attenzione. Mm, ok, quindi sembra essere qualcosa di molto pericoloso se ti è Mm. apparso completamente in camera. Ok. Ok. Vabbè, non hanno trovato niente di strano e se ne sono andati immediatamente. Però noi teniamo a Ok. mente sempre una cosa, lo zi. Il commento di prima. Quello ha detto che questa Eiko ha perso Stava avendo follower. problemi. Sì, noi mo esaminiamo le prove per quello che Secondo sono. me è una puzzona questa Eiko. Se è una puzzona ne pagherà le Che conseguenze, sia un amica o Francesco? non. Potrebbe essere. Appunti aggiornati. Allora. Ok, abbiamo comunque tutti i dettagli sempre a disposizione. Relazioni, abbiamo al momento queste qua. Abbiamo anche gli altri casi. Allora, un giorno come tanti altri stavo passeggiando Aspetta, nei te la leggo io Ah, questa. vai, 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 vai. L'omino buffo. Un giorno, come tanti altri, stavo passeggiando nei paraggi della stazione S della città K in cerca di un posto dove pranzare. Era un incrocio, in attesa che il semaforo diventasse verde, quando ho notato qualcosa di insolito. Lì vicino c'era un telefono pubblico, con la cornetta fuori posto, lasciata a penzolare. Chiunque avrebbe pensato di sistemarla, no? Quindi ho aperto la porta della cabina, ho allungato la mano e mi sono trovato a stringere un topolino. Che pelle d'oca ho avuto! Guardando bene però, mi sono reso conto che non era un topo, era un minuscolo omino. Lui era a sua volta sorpreso di essere stato preso da me e si è stretto con forza alla cornetta. Dopo che i nostri sguardi si sono incrociati, si è lanciato in preda al panico sulla mensola dell'elenco del telefono. Fumare. Ok. E da lì si è lasciato scivolare per il palo che sosteneva l'apparecchio. Infine si è infilato in un'apertura della cabina ed è corso dentro a un vicino negozio di tagliati. Mi sono chiesto chi fosse, ovviamente. Lo sai che un sacco di persone raccontano di aver incontrato quel minuscolo omino? È successo a molte celebrità. Forse anche io nascondo un talento per l'intrattenimento? Guldo? Quindi c'è un omino piccino piccio che Vicino gira nei per i mattini telefoni. telefoni, sì. Va bene, va bene. Fidati di me. Allora, possiamo esaminare completamente casa tua Vediamo. e tutto il cucuzzaro? Che facoltà sei? Esatto, 23 anni, Università di Nugami e sono al terzo anno di Sociologia. sociologia. Ok, l'entità apparsa all'improvviso. Mm, Mm, ok. ok, a posto. Quindi magari c'è qualche cosa nell'edificio che dà problemi. Allora,
Ok. Yasato è l'inquilina della stanza dove è successo l'incidente. Mio è un'amica di università. Sì. A posto. Vabbè, questo è A posto. Fatto. stupidago. Fatto. Vabbè. Mia sorella. L'inizio è la base. Poi dopo quando ci troveremo i casi pesanti che non sapremo come andare avanti, Sì. questi non saranno Saluta i facili. presenti l'abbiamo fatto? Dobbiamo una salutare quella Eco. Eccola qua. Salve. Ok. Ok. Allora, tu cosa ci sai dire a tal proposito? Ok. Quindi come avete spento la luce, controllare se c'è qualche passaggio segreto nella stanza di là. Ok. Sì. 29 anni. Consulente di al Ok. collocamento. Ok. Mamma mia, l'università di una In uni. Ma perché dovete parlare così? Ah, il rappone, vai, Ok. indaga, così. Qua dobbiamo sviscerare il puzzo. Va bene, siete comunque colleghe, vi conoscete e andate, sembra all'apparenza d'amore e Ok. d'accordo. In realtà potresti essere tu che le stai facendo un trabocchetto, quindi mo cerchiamo un attimo di capire. Cos'altro hai visto? Mm. Ok. 3 di notte, chiusa la porta, luci spente, non è una fonte attendibile, ho visto Satana. Ok. Ombra apparsa Mi dal piace, nulla. mi piace, mi piace. Allora. Sì, Sì, sembra sì. letteralmente un uomo incappucciato. Ok. C'è qualche passaggio nella stanza. Allora, ragazza famosa. Quindi noi abbiamo appreso che lei fa la consulente al collocamento, è una collega più grande di mio, quindi è la mia compagna di università più Più anziana. anziana. Sì. Glory Hall. No, regà, non credo che Potrebbe escano a darsi Glory che ci Hall. sia un glory hall o qualcuno che voglia fare un glory hall, ma il punto del gioco è proprio questo, ci sono delle situazioni strane, è qualcosa di paranormale o è una sola e a me st'idea mi fa morire. Bello. Questi sono i giochi che... Fammi vedere un po' Dateci 100 di questi la giochi. foto della tipa di nuovo, per cortesia. Allora, quale foto vuoi vedere? Eiko Shimizu. Eccola qua. Sì, 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 laureata in io ho detto che si ok, no, perché così mi faccio anche il recap io delle cose. Tutto normale al momento. Ragiona sulla provenienza dell'ombra. Dobbiamo prima investigare la Indaghiamo. stanza. Iniziamo a investigare sta stanza qui normale e con gli Sì, occhiali. Ok. Tenda. un cartellone di fronte. Niente. Qui che cos'è? Sbircia. E non ci dimentichiamo che all'inizio eravamo sotto un letto in qualche modo, quindi... Tra l'altro ha detto forse ci entra a malapena una persona. Quindi una Allora, persona qui ci potrebbe essere stata. Aspetta. sembrano gambe. Prova a toccare. Sì. Sono loro che scappano, mi sa. Mm. Ok, noi comunque prendiamo appunti che abbiamo visto delle Sì. ombre qui, eh. Vediamo se c'è dell'altro. Salve Pippo Baudo Frizzantino Show.
Salve, lei è? Che cazzo sei tu? Osserva attentamente. Sì. C'ha cappuccio. Ok, abbiamo fatto, possiamo togliere gli occhiali. Ragiona sulla provenienza Allora, dell'ombra. vediamo un attimo pure già la stanza di qua. Ah no, ok, solo qui c'è il tutto. Ok, perfetto. Allora, l'identità dell'ombra all'ingresso. No. Riparla con loro. Parliamo pure con Va. te. Vedo la gente morta, va bene. Anche. Come procedi tu di solito? Ok. Ah, ok, quando è il momento giusto il capo ti chiamerà. Perché Ok, ovviamente lo lui sa. sa, lui sa tutto. Così abbiamo giustificato il fatto che dobbiamo fare delle azioni in sequenza per No. attivare l'evento chiave È che ci fa andare intelligente, avanti. sì. Ed è anche giustificato a livello di trama. No, prendi un bicchiere per piacere. Come no? Regen, Meglio. tu che pensi? Secondo te verità o sola? Regen, che ne pensi di sto gioco? Ti sta piacendo? È simpatico A secondo me te? piace. Mi Anche piace perché un sacco. dovrebbe iniziare ad apparire pure un pochino di animazioni, un bel po' horror dal trailer che ci vedemmo. No, ma c'è sicuramente questo è l'inizio, poi dobbiamo sviscerare bene il tutto. Jasmine, tu da quando? 6 mesi? Ok. Ah, ok, prendono lavoro dal governo, da università, da dovunque arriva qualche segnalazione strana. È il mio Ok, genere. Perfetto, a Regen. posto. Noi come abbiamo visto il trailer di questo subito, oggi mi potevo muovere, ho detto no, Giamma festeggiamo, prendiamo questo qua. Allora, indagare sui ricordi. Ok, abbiamo un altro inizio. Allora, senpai affidabile? Eh sì, a questo punto annotiamoci ogni singola cosa. Ma è lì da più tempo. Quello che pensa di me è... Le sono indifferente, se ne fotto però detto in gergo. Sì. Che non è che ci ha detto non sei No, buona. ne Cioè, se siamo ne fotto parlati. proprio... No. Siamo amicone? No, non se ne fotto proprio. Va bene, va Vabbè, bene. non credo Vabbè. che sia questa. Vabbè, non mi Va bene, sembra. comunque ti ha risposto, ti ha portato fino a qua, però va bene, abbiamo aggiunto anche lei. Quindi togliamoci tutti. Come si trova? È quello Ah, che non chiudi. Sta là, capisco. guarda. Ah, ok, ok. No, chiude tutto direttamente. Ok, con ESC. Funzione universale. Allora, ci stiamo annotando tutti i casi, tutto quello che stiamo facendo. Mi vuoi parlare di nuovo? Basta che non conti su... Ok, sei una pereta allora, in Ok, senso riparliamo con affettivo. loro. Allora, possiamo fare pure questo qua e ci dà il Ok, punto vai. esclamativo. Quindi forse abbiamo sbloccato comunque qualcosa. Allora, maestro, che ci fa qui lei? Ok. Ah, perché prima ha fatto la battuta, sì, tutto quello che... Difatti le cose sono nella sua mente e noi adesso tramite lui le stiamo Eh. tirando fuori. Ok, va benissimo. Va bene. Mi fa piacere anche a me. Ci capiamo che cazzo stiamo passando. Ah, le ombre simili a gambe sono le Che due tipe che sia un scappano. ricordo mm, di Eiko con Mio
del fantasma che infesta questo luogo. No, con uno strano uomo. Che fuggita non è italiano, se ci pensi così. Che sia un ricordo del fantasma di questo luogo. Io l'avrei messo per ultimo. Per ultimo. Sì. Quindi Allora, Eiko aspetta. prima. Che sia un ricordo di Eiko. Col mio del fantasma che infesta questo Secondo forse luogo? sì. No. Ti consente di vedere le tracce dei ricordi lasciati in un dato luogo. Sono un'eco nel passato. Ok, vedo 4 gambe, quindi devono esserci 2 persone. Sembra che stiano andando verso l'uscita. Tornata a casa con uno strano uomo. No. Ok, ci ha dato pure un Di indizio Eiko. comunque. Che sia un ricordo di Eiko con mio, Eh no, non è giusto così. che è sbagliato. Fuggita. No, non si collega. Allora, che sia un ricordo di Eiko con mio, abbiamo detto di no. No. Fuggita con mio. Bravo. Stavo cercando da 3 ore il modo per Non so collegare le due parole, persone, esatto. però mi sta un attimo confondendo sotto. Ok, però ho capito mo come fare la prossima volta, quindi dovrei essere meno deficiente. Allora, anomalia apparsa nella stanza, quindi di conseguenza possiamo ragionare su questo adesso. Un essere apparso all'improvviso. Se fosse stata una sola persona a Eh sì, vederlo, Reagan, esatto. effettivamente erano gambe di donne. Quindi non è che sono propriamente fantasmi, sono tracce del passato, di Stai vedendo qualunque le cosa che è ombre di quello che è successo. successo, sì. I residui. Allora, maestro, ci illumini, ci dica. Vogliamo partire dall'ipotesi che quest'ombra esista davvero e agisca come un essere umano? Come ha fatto l'ombra a entrare? Forse Ecco, c'è un passaggio. un Vedi se c'è. passaggio. Che conduce all'interno dell'appartamento. Ecco qua. Mamma mia. Mamma mia, entità sovrannaturale che siete all'ascolto di questa live. Non abbiamo intenzione di metterci contro di noi, quindi armadio chiuso e che non si apre. Adesso per sicurezza, così. Regen, non Proteggici tu. scherziamo su sta cosa, ci è capitato in una live ma di un annetto e mezzo fa, non ricordo neanche con precisione quale. Io e Gianmarco eravamo seduti qui, ci siamo girati e l'armadio che poco prima avevamo Sempre stato visto chiuso. chiuso e commentato anche in live, all'improvviso ce lo siamo trovati Era aperto. aperto. Era aperto, ma proprio aperto così. Quindi Poi quel giusto che le ante ti permettono di vedere dentro ma con l'ombra. Gianmarco, lo sai, gliel'ho parlato. Io ho un sospetto di cosa possa essere ed è una cosa per noi positiva. Quindi, seppure succede qualcosa del genere, No, non sì, ci sì. preoccupiamo. Ovvio. Se è Però, in positivo, sì. Se è Mefistofele che ci va reclamando. ma anche no, ma Però anche se no. ci fa diventare Ghost Rider, Potrebbe essere una valida io alternativa. accetterei. Fu lì che si aprì l'armadio, uscì Satana, infuocando tutto e via. È stato bello conoscervi. Ecco qua. Beh, noi però siamo Ghost Riders. Facemmo una live di un giochino indie che si basava sul simulare un computer con Windows 95. Successe all'improvviso che mentre stavamo giocando, Nitopet. Kinito Pet, esattamente, io mi giro verso destra per vedere i messaggi in chat così come sto facendo con te. Arrivò un messaggio da un username Kinito Pet che iniziò a scrivere con un carattere particolare codificato in modo molto particolare. Iniziò a scrivere messaggi del tipo Help me release my soul.
noi pensiamo in quel preciso momento è finita. Qualcosa che non doveva venire da queste parti ci è entrato nel computer. Sai quando dici trovi il gioco maledetto? Ecco, un po' di caghetta ci fu. No, tagliato la gola. Io ricordo che in quel momento un pensiero mi venne in mente. Se sta entità, sta cosa è vera ed è riuscita ad arrivare attraverso una live di un giochino e noi siamo gli ultimi degli stronzi, eccetera, eccetera, già sono morto. È inutile che scappo, inutile che faccio cose. Fortunatamente credo che sia il programmatore che o tramite stesso il gioco o il fatto che se lo streamavi con la giusta categoria comunque interagiva con te durante la live. Gianmarco già era pronto anche a detta sua, qualora sarebbe successa la minima cosa che sia piccola mano, piccole dita che escono dallo schermo, Gianmarco già sarebbe corso via. Non sarei mai più tornato. Mai. Sarebbe stato un contenuto molto particolare, morte da entità sovrannaturali in live, però no, no. Allora, guarda meglio il bagno, vedi se c'è qualcosa. Ok, c'è la tavoletta alzata. Ok, abbiamo preso un altro indizio. Possiamo vedere altro. Se posso controllarti di nuovo. Ok. Non possiamo fare più nient'altro. Tavoletta alzata, uomo in casa. Quella è la cosa. Sei un guardone che è riuscito ad entrare in casa in qualche modo o davvero sei un'entità un attimino maligna? Allora, ecco, cosa hai visto tu con tutti gli indizi nuovi che abbiamo preso? Ok. Rumori sospetti. Dove li avete sentiti? Niente. Ok, c'è qualcosa nella foto del bagno. La tavoletta del VC alzata. Mio potrebbe prendersela e pignola su queste cose. Quindi qualcuno ha lasciato la tavoletta alzata. Mm, c'è dell'altro? No, non c'hai altro. Allora, proviamo a vedere se c'è qualche altro indizio di nuovo. Ok. Magari possiamo fargli vedere le foto qui. Qui non possiamo fare niente. Riflettiamo un attimo. Ok, chiedi cosa ha detto la polizia. Allora, ragazzi, la polizia cosa vi ha detto? Ok, ci ha parlato più mio, ok. No, Jasmine, Jasmine, sempre molto gentile tu, eh? Ok, non ci sono tracce sulla finestra e sul balcone. Siamo al terzo piano, come cazzo è entrato dalla finestra? Effettivamente. Ok, non si è introdotto dalla finestra, quindi dovremmo aver sbloccato qui. No, ci manca solo un indizio. Proviamo a riesaminare le gambe a questo punto con niente. Nel bagno non possiamo fare altro. Tu non ci dai un aiuto, manco sicché. Non abbiamo altro. Ci manca un ultimo indizio. Dove può essere? No.
Ci manca solo la porta principale. L'unica cosa che non ho ricontrollato. Ok. Ok, eccolo qua. Ok, preso tutto. Ecco qua. Sta chiamando il capo. Ok, quindi adesso come procediamo? Parlare di un edificio collegato alla stanza. Sì, ma sicuramente c'è un passaggio. Penso che mo ci farà proprio fare questo per capire come ha fatto effettivamente ad entrare. Ok. Come si identifica una leggenda? Eh. Visto che ne esistono milioni, come ci sta dicendo anche lui. Ok. Quindi in base a quello che abbiamo vedere se già c'è qualcosa di simile. Quindi vedere se qualcuno ha visto Sì. un'ombra da qualche parte. Ok. L'identificazione serve anche a stimare la pericolosità della leggenda metropolitana con cui abbiamo a che fare, giustamente. Trovi che 10 persone sono state uccise da un'ombra, aspetta un attimo, c'è un problema più grosso. Ok, come si identifica? Oh. Mm. Tu c'hai un segreto segretissimo. Grazie per la vostra pazienza. La faranno con noi. Sì. Va benissimo. Lui già sa cosa abbiamo scoperto. Va bene. No, ma cazzo di chiamata a farlo? Dacci direttamente la risposta. Tutto è cominciato con le signorine Mio ed Sì. Eiko. Due ragazzi si sono imbattuti in un intruso, giusto? Questo intruso che hanno visto, bisogna capire se sia realmente esistito. Questa è la variabile più Ok. importante. Giustamente, o è paranormale o è Una una parainculata. parainculata, sì. A volte le persone credono di aver visto cose che non È esistono vero però. e si convincono che siano vere. Dobbiamo fare le nostre deduzioni non in base a ciò che hanno visto, ma ai fatti oggettivi. Francesco. Regen, mi fai cortesemente, punto esclamativo clip. Questa è la spiegazione di base su quello che io dirò da oggi in poi a chi dice ad esempio che Avowed non è mediocre ma è un bel titolo. Bisogna avere il coraggio e la di dire la verità in base a ciò che si è visto e che sia qualcosa di oggettivo. Grazie mille, Grazie Regen. Regan. Bravo gioco. Fatti oggettivi. Fattissimo. Noi già sappiamo quello che è successo, dobbiamo solo mettere i Sì. pezzettini insieme. Allora, Allora, ho visto una sagoma umana, oggettivamente. che non sappiamo se è un fantasma oppure no. Eh, Di sicuro c'era qualcosa perché l'abbiamo vista. great. Ok, grazie entità sovrannaturale. Sì, l'abbiamo vista. Poi, Oh, penso abbiamo il primo pilastro, il sì, primo della verità concetto. suprema, della verità Ma guarda, assoluta. secondo Vabbè, me ci sta. vabbè. Il primo pilastro della Gioco, verità. continua con queste cose. A noi Allora, piacciono. riflette Su su cosa cosa o o chi chi fosse. fosse. Ok. Sì. Sì. Il cesso. Il cesso. Tavoletta alzata. No, lascia stare, facciamolo contento, quello è il capo. Magari ci dà l'aumento, che ne so. Eh, Non da 10 milioni, stai tu scherzando. hai visto due statue così. Poi sei andato a stanza mio. In bagno, Erano in bagno. la Sì, perché tavoletta all'inferno alzata. no e vicino alle tende no. In bagno.
Splendid. Sì, fammi premere qui. Dimmi pure che devo dire... Ok, vabbè, mi va bene anche così. Ok. Gabinetto. Il gabicesso. Magari i fantasmi fanno pipì e noi non lo sappiamo. Non abbiamo mai incontrato un fantasma, però non credo. Più che altro le donne la tengono sempre abbassata la tavoletta. Quindi l'ha pure detta che è una a cui nota ste cose. Quindi... Altro pilastro, grazie. Io ho paura di quello che ci sia qua dietro comunque. Abbiamo scoperto una sagoma umana che indica la presenza di un'entità misteriosa, qualcosa che ha agito in modo palesemente diverso dalla padrona di casa e la sua ospite. E questo si può capire dalla Ok. tavoletta del water. Dalla tavoletta si capisce che la sagoma umana era un uomo che ha fatto la pipì con la tavoletta alzata. Tavoletta del bagno alzata, fenomeno antiparaclimatico supercazzo, non credo. Lei ci vede un po' di paranormale dove non c'è, signor direttore, eh? Mi raccomando, non Vediamo. esageri. Non è che ma ogni cosa, il demone! No, Sfidare no, anche... no, no, signor direttore. Direttore, tu stai pariando, noi qua, cioè, Ok. che dobbiamo fare? In casa è Sì. apparsa l'ombra di un uomo. Quando è comparsa di preciso e da dove? Sì. Era sotto il letto. Si è nascosta sotto il letto tutto il tempo. È stata Eiko. Eiko la Sì. prima. Ok. Dunque, Sotto al letto. era lì stesa a terra e la prima cosa che poteva vedere. Quindi ha visto qualcuno sotto il letto. Brilliant. Ok, alza colonna, please. Oh no, Indiana Jones e il La Tempio risata, Maledetto. sì. Oh no, è finita. Ma mo chi sale lassù? Na 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 na. Gran finale. Bello fresco. Identificazione. Bella fresca. Il caso di questa sera, l'uomo L'uomo sotto, sotto il letto. vabbè. Vabbè, la leggenda del mostro sotto al Quindi letto per questo è il noi. modo per introdurci il caso. Va benissimo, Bello. gioco sei Bello. bello. Gioco sei bello. Gioco sei bello. Un macete o forse no? Oh signore benedetto. C'era Jason sotto il letto? Ok. Sì, sì, va bene. Proprio Giustamente. Jason. Sì, 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 sì. Un uomo sotto al letto con la sua arma che ti ammazza. This is America. Sì, sì, sì. Allora, tal proposito. Come facciamo? Ok, gli altri avvistamenti parlano di un singolo incontro che non si è più ripetuto, o di casi in cui l'anomalia continuava a passare da una vittima all'altra. L'imprevedibilità della sua approssimazione è proprio ciò che rende questa anomalia così affascinante. Ok. Abbiamo qualcuno che si nasconde sotto il letto di due ragazze che può farlo Beh, a noi qua chiunque siamo a senza posto. problemi. No, no, qua è tutto chiuso per Suca. fortuna. Ok. C'è un altro caso ancora? Non siamo la polizia. Ok, quindi Dobbiamo solo svolgere l'indagine e va basta. bene, va bene. Poi questo caso andrà avanti di sicuro e porterà altre cose alla storia. Però va bene, se l'alleggerisci così, minchia. Mio, metti qualcosa sotto il letto e blocca lo spazio. Non lo so. Ok, talismano per sicurezza. Va bene. Ok, Però gli avvistamenti dicono che fa ecco. un'apparizione. Di solito.
Tu pensi di essere al sicuro, mio? Aiutami tu, WhatsApp. Ecco. 7 giorni. 7 giorni. È anche più realistico così. Eh sì. Io vorrei vedere solo... C'è un modo... Ok. Pensavo ci fosse un modo per mandare i dialoghi avanti in automatico. Va bene, premo io senza problemi. Ecco, appunto, rumore di merda. Eh, che succede ora? Pippo Baudo con l'ascia, da dove cazzo sei uscito? È morta il giorno dopo, è morta, è morta, è morta. C'è un Però problema, così, Jasmine, c'è un questo non problema. rompe lo schema. Perché vuol dire che la prima volta era per Eiko, Sì, dato che stavano insieme, e adesso sì. invece è per lei. Non riesce a contattarla perché ha fatto una brutta fine. Sì. Mm. Mm. C'è dell'altro. Ok, ancora con i commenti che giustamente le persone continuano a pensare che sia tutto un bluff, mentre queste due persone rischiano di morire per colpa di qualcosa, ma va bene. Ok, sì. Vediamo un po' che si dice Mi online. piace. Ok, dobbiamo controllare il profilo. Dovremmo partire dal cercare di capire cosa è successo a quelle due. Ok, va benissimo. E perché sui social non si fa che parlare di loro. Ok, Gianmarco. Ehi, adesso. No, non penso. Foto di amiche. Allora, questa ti faccio un predict. Mi sa molto di devo tornare alla ribalta, sfrutto la disgrazia della mia amica per mettermi sotto Tu la dici? lucerette. Mm. La mia cara amica Eco è stata Va assalita bene. di Va nuovo. bene. Noi esaminiamo le prove per quelle che sono. Perciò, E poi però dai, giudicheremo alla fine. Pippo Baudo con l'ascia non va perso. Arrivo La riga, subito. beh, non so perché nei momenti più topici mi viene in mente Pippo Baudo. Non so il perché. Allora. Quindi voi comunque abbiamo trovato un indizio. Ne dobbiamo trovare 4. Ok, vediamo un po' i commenti. Ah, Regen, naturalmente pure tu se vuoi vedere la reazione o pensi che vada premuto un certo tipo di commento, scrivilo in chat. Questi qua cerco di farli scorrere piano, così nel frattempo che li leggo io avete anche voi il tempo di leggere e non perdiamo tantissimo. Attenzione, questo è sospetto, però non porta a niente. E la polizia che fa? Mangia pane a tradimento. Va bene, lo yoga studio che si fa pubblicità, va bene. Eiko, aspetta, è quella Eiko? Fa ancora cose del genere? Sarà disperata per ottenere un po' di visibilità come ai vecchi tempi. Però Eiko scritto con la C. Allora, fatemi controllare solo a tal proposito una cosa. Allora, una persona che si preoccupa. Ok, abbiamo il nome dell'account. Ok, ottimo. Allora aspettiamo Gianmarco prima di aprirlo. Quindi Eiko usava un altro contatto. Prima di questo aveva fatto qualcosa. Quindi già si è attirato un pochettino di malelingue e di parlatina dietro per qualcosa. Ok.
Gianmarco, ho trovato informazione. Ok. Alcuni dicevano, ma questa Eiko con la K è quella Eiko con la C che ha fatto lo stesso casino tanto tempo fa? Ecco qua. E noi adesso abbiamo trovato il nickname di un account Sì. che sta pizzichiando, quindi Ok. siamo sulla Ok. traccia corretta. Quindi vediamo questo con gli occhiali. E abbiamo il contatto da cercare. Aspetta. No, sotto stavo leggendo. Sotto il commento, aspetta, mo che si toglie la riga di te. Noto che quell'infame di Ego ha ripreso a addossare amici e E mo parenti. controlliamo pure da qua. Aspetta, gli diamo la specifica pure da qua. No, Eco puzza. Però forse non c'entra lei. Noi adesso dobbiamo capire, ok. Capiamo innanzitutto Eiko cosa ha fatto. Sì. A noi serve, comunque serve sempre capire una cosa. Chi sta attaccando queste due ragazze è un'entità O no? o un essere umano? Che se è un essere umano, signori poliziotti, qui ci sono le prove. C'è questa persona che sta facendo questo, arrestatelo. E fino a qua il problema si risolve. Ma se è un'entità? Cosa gli tiriamo? No, Sedia dobbiamo- maledetta più 5? Bisogna esorcizzarla noi. in Io qualche modo. non sono capace di fare esorcisti Tu qua dentro. Chiuso ancora, tutto a posto. Buonasera, buonasera. Allora, cerchiamo il suo vecchio account. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. BooTube. Su BooTube. Un canale horror. Ok. Credo che ora sia proprietaria per un'agenzia di consulenze. Mm. Ho questo vago ricordo di averla vista in TV, si definiva influencer universitaria. Però penso che il commento sotto sia quello importante. Opinionista. Mamma mia. Ex influencer, ok, abbiamo trovato un indizio ottimo. Sgamata. Abbiamo chiesto a Eiko, ex influencer e ora CEO della propria agenzia di consulenze, di parlarci del mondo del lavoro ai giorni nostri, di cosa Clicca cercano qui le per i aziende. dettagli. Sentite un po'. No. Io ci ho chiesto consulenze per l'impiego, sono stati davvero gentilissimi, ho imparato molto e che sorpresa venire a sapere che il CEO era niente meno che Eiko 5S. Ora non so come sia potuto accadere. Gianmarco, tu hai visto? Ci hai fatto caso a quello che è Sono successo? stato io. Ah, sei stato tu con la cuffietta? Ok, Ho no, passato. perché si è abbassato il volume del computer. Io non avevo mani vicino a qualunque pulsante, quindi ho detto che cazzo è mea successo? È culpa stato che Gianmarco con Ho lui. passato mano su orecchio e toccato cosa. Gianmarco, qua già stiamo affrontando Ah, ti cose, preoccupare. capito? Ma questi- Succede anche a me a volte col telefono e mi cago sotto e che dico perché ti funzioni da solo. No, dico qua una cosa del genere, hai in un ragione. momento con Nano armato d'ascia e succede No, casino. lo Z è una cancer, un cancer streamer. No. Allora, senza essere cattivo, vedi? Allora, Regen, posso fare un'offesa senza offendere nessuno? No. Questa vendeva panettone. No. No, 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 no. Te la faccio ancora più cattiva, ma senza finire col far capire di chi sto parlando e di chi si sta parlando e non avere nessun tipo di problema. La vuoi questa dimostrazione? Con una semplice battuta. Su questa frase qui, e dopo si è anche autorizzato a clipparla e condividerla su tutti i social che vuoi. Vai proprio senza problemi. Quando era Eco 5S non faceva che streamare con l'intento di generare flame e controversie. E ora è CEO? Ok. Carissima Eiko, ti bastava venire in Italia, vedere molti dei contenuti che tante persone che si prodigano per fare del bene in realtà continuano a generare flame e controversie soltanto per accrescere il loro ego e il loro portafogli. Quindi vieni in Italia, non c'è neanche bisogno di venderli i Pandori. C'hai una scuola aperta con tantissimi maestri e maestri a disposizione. Cattiva? Stato cattivo? No. Ok. Stato cattivo Reagan? Offeso qualcuno? Fatto presente che c'è una situazione di merda e ho offeso qualcuno? È la verità. Assolutamente. Quindi ti ho detto, quando dico ste cose, ragazzi, clippate, se siete d'accordo, condividetele, non fatevi problemi. Iniziamoci a mettere contro sta merda qui. Però un attimino in modo più concreto, no? Come fanno tante persone. Allora, ci mancano altri indizi però.
Mm. Esaminiamoli tutti a questo punto, tanto comunque non ci sono penalità, non c'è niente. No, qua non c'è nient'altro. Allora sarà qualche altra cosa qui. Indaga sulle controversie riguardo mio. Ecco qua. Ho avuto un sospetto e sono andato a controllare. Mi sa che si tratta di questa Mia Sato. E Mia Sato, difatti, pazzichea. Pazzichea. Forzachella. Anche perché per fare ancora capire di più il mio modo di pensare. Se questa clip adesso va virale, qualcuno viene e mi viene ad offendere, il problema non è mio perché io ho parlato in generale. Se qualcuno si ritiene offeso dalle mie parole è perché ha la coscienza sporca. Quindi, se hai la coscienza sporca, personalmente da parte mia non meriti neanche una risposta e perdite di tempo. Quindi, frega cazzi proprio. Allora, ormai sembra certo che la Mio di cui si parla sia questa Mia Sato. Coincide anche con le info che si trovano sul sito della sua università e su altri social. Vabbè, noi sapevamo comunque frequentavano la stessa università, a meno che non è successo qualcosa. Non è che in qualche anno passato d'università queste Magari due hanno sì. fatto morire qualcuno per qualche incidente e mo lo spirito si sta vendicando? Mm. Ok, ok, ci abbiamo anche l'indirizzo e il nickname dell'account di Mio. Ok, allora, mettiamo occhiali. Bloom 30. Ok, ci manca l'ultimo indizio e sarà presente lì dentro. Allora, andiamo a cercare Bloom 30. Facciamo una ricerca incrociata dell'account vecchio e dell'account di Mio. Non sono stati trovati i risultati. Così? Mm, Dobbiamo trovare qualcos'altro. ok. Continuiamo a esplorare. Aspetta un attimo, ecco qua. Con quel faccino sono pronto a scommettere ciò che volete che fa la escort. Ahia. Non è detto. Oibò. Non è detto. E anche se forse, Forse? anche se fosse, però escort lampeggia. Mm, Fa l'accompagnatrice? vuoi vedere mio faceva l'accompagnatrice? Ok, a questo punto aspetta. Cerchiamo Bloom 30 con escort. La ricerca ha fornito dei risultati. Ecco, allora. Onestamente mi chiedo a chi interessi leggere cosa scriva una escort. È lei, è lei. Magari è qualcuno che si è fissato per Mm. lei e la sta Mm. molestando. Allora il colpevole sarà il suo ex cliente. Uno stalker. Mm, Mi sono già fatto di te. Mazza mi viene. Vorrei essere il suo e sto fatto qui. questo è lo stesso che ha scritto prima. Come sono contento che l'ho incontrata. Però in realtà tu ci volevi fare lo zozzone. Quindi Se vedi tu mo che zozzo dice. sei viscido. Attenzione. Fermi un attimo. Ok, il passato di mio svelato. Abbiamo Ok. trovato tutto? Sì, 4 4 su su 4, 4. ok. Ok, quindi mo a casa cosa è successo? Ok, siamo prontissimi.
A questo punto sì. Sei ancora viva. Sì. L'ascia avrà colpito oppure no? Tanto Dovrebbe anche qui averla rapita, lo zio. E anche invece... sì. No, fa acqua. Allora, cosa hai visto? Cosa è successo? Ok. Quindi la scena che abbiamo visto all'inizio sarà domani, perché era 3 giorni prima abbiamo iniziato a giocare. Ah, Quindi domani finiremo noi sotto il letto con questo sì. killer fuori, penso. Ok, allora tu dici tutto e ti risolviamo il problema. Mm, Mm. va bene. Comunque ci dai degli indizi, non è Sì. che ti stiamo proprio sul cazzo. Allora, c'è qualcos'altro? Eh sì, aspetta, allora, iniziamo ad esaminare qua. Ok, vediamo da vicino. In teoria è mio. Ok, non possiamo fare altro. Fantasmino. E l'abbiamo visto anche noi, più o meno. Mm. Sarà uno stalker proprio allora. Sì, c'è un altro passaggio, perché comunque se lei si era accertata che fosse tutto chiuso. Forse dietro la roba sotto al letto. Allora, Ah, stava cercando qualcosa. Mm, passaggio dietro l'armadio qui, dietro il mobiletto? E in che senso interessato? Allora, esaminiamo anche noi la libreria. Niente di particolare, ok. Qui c'è qualcosa di nuovo? Ok, allora. letto. No. Mm. Tu puzzi comunque in qualche modo, eh. Ok. Però lui non l'ha uccisa. No. Cioè, lui aveva la possibilità di ucciderla Sì. tranquillamente. Ok. C'è una bambolina. Mio, è tua la bambolina e le collezioni? Non ci sono No, problemi. se no... Se non le collezioni c'è un Dobbiamo problema. esaminare, esatto, sbirciamo. C'è un problema, eh. Mm. Ok, però comunque qui c'è lo spazio per una persona. Non possiamo fare Stiamo parlando niente. con mio. Ok. Allora, c'è un bel po' di risposte da darci. Dai. Bambolina è tua? Ecco. Qui si inizia a finire un po' più sul paranormale a questo punto, secondo me, A eh. meno che non è dell'altra. E ce l'ha messa la stronza. Mm. Allora, significato della bambola. Io, per correttezza giornalistica, per fare le cose con un certo criterio, ti posso chiedere della bambola? No. Va bene, come non detto. Allora, mio, cosa hai fatto tanti anni fa? Ok. No,
Non credo, non credo io. Mm. Tu qualcosa sai, sospetti qualcosa? Ok. A Regen, dimmi se vado troppo veloce o troppo lento con i messaggi, eh. Avvisami pure tranquillamente. Mentre era al telefono mi sono assicurata che la porta e la finestra fossero ben chiuse, quindi tu già eri dentro. Calmati, calmati. So che si può Perfetto. andare al manicomio per una cosa del genere. Sì. Ok, grazie Regen. Però aspetta un attimo che mo cerchiamo di capire. Però avevo un'accetta, eri da sola in una stanza chiusa, ti poteva uccidere e non l'ha fatto. Mm. Ci credo che sia comunque spaventata. Ti trovi una persona in casa che dovrebbe essere il tuo luogo sicuro, chiudi tutto e questo continua ad entrare e te lo trovi dentro con un'ascia. Penso che lì la paura sia giustificata per chiunque. Allora, possiamo fare questi due. Allora, Madonna mia, molto gentile. Ok. A casa di chi è apparso l'uomo sotto il letto? È il mio. La mia non credo. Eiko, no. Infatti è mio. Perché? Ok, quindi sappiamo che c'è un uomo misterioso che si nasconde sotto il letto e in determinate occasioni uccide le vittime che si trovano nella stessa stanza. Spesso porta un'ascia, un macete o un'altra arma del genere. Se ci si accorge della sua presenza bisogna uscire dalla stanza per sopravvivere, o almeno credo. Esco. Allora, ci mancano tre indizi. Abbiamo quest'altra possibilità. Allora, chissà chi è l'uomo. Ombra che osserva, sta sorvegliando mio? Salve direttore. Gran direttore bello fresco. Esatto. Ok. Appunto, non gli ha mai fatto niente. Forse vuole. Stava cercando nella libreria, magari Sì, è rubarti quello. qualcosa. Allora, rubarti qualcosa è l'ultimo. Sì. Forse vuole Metter... Metterti metterti paura. paura. No. Forse vuole metterti paura. Forse apparirti davanti all'improvviso e rubarti qualcosa. No. No, Dazzi, non avevo detto questo. Ah, no, pensavo che era questa qua. Ma aspetta, aspetta. Vabbè, tanto Ah comunque no, non si comunque perde niente. abbiamo Comunque sbagliato anche la terza. non ci sono errori, non ci sono fallen. Se l'importante è una storia che porti avanti. Va bene così, va bene. Quello è Fallen. Allora, Ah, non va manco rubarti qualcosa là. allora metterti paura va alla fine. Mm. Vuole. Forse Apparirti. vuole rubarti qualcosa. Perché abbiamo visto che frugava nella libreria. Mm, tuttavia quell'uomo continua ad apparire. A questo punto mi chiedo perché. E metterti Prova paura allora a è apparirti corretta. davanti all'improvviso. Ok, ok. Quindi
L'avevo pure pensata, però sembra troppo una cazzata. Esco per farti Invece... bu e poi... va sì, bene, questo va sì. bene. Quindi bisogna imparare anche a ragionare su cose complicate dal punto più semplice e stupido. Ok, ottimo insegnamento, grazie mille, gioco. Fa in modo che l'anomalia non appaia più. Allora, a questo punto, la nota diceva che per evitare il suo attacco dovevi lasciare la stanza. Sì. E se provassimo Provassimo a a riempire... lo spazio sotto al letto. E se provassimo a riempire lo spazio sotto al letto con del mobilio. Andiamo. Ottimo. A posto. Mettiamo, riempiamo lo spazio, adesso lui non Non può si può entrare. mettere. Come sconfiggi Satana mettendo qualcosa sotto il letto. Io prevedendo, perciò ho comprato il letto così. Ho le sbarre e nessuno si può infilare sotto il mio McFarlane. letto. Ci mancano 2 indizi però. Quindi da questa entità sono salvo. Che bello. Allora, esaminiamo un attimo anche da quest'altro lato. Magari si sblocca qualcos'altro. Mango Curdicione, diceva il saggio. Ricorda. Era tutto chiuso. Tu? Ok, aspetta, tu c'è un paio di cose. Tu sai qualcosa? Ora non significhi nulla. Anche perché la prima volta non c'era. Forse gli ha Ok. lasciato la bambola per volergli dire qualcosa. Può essere, Forse sì. sta cercando qualcosa, una sorta di Magari bambola lui anche è lui. muto e non può Una parlare. cosa del genere. Però a questo punto direi con tutto bene il cuore e l'anima, Scrivi. per quanto io sia una persona che creda nell'amore, per quanto sta persona può voler bene a questa persona ed essere presa e invaghita da lei, se non riesci a parlare o non puoi comunicare le cose per qualche motivo, io penso che presentarti con un'ascia a casa sua sia una delle cose da Vabbè, evitare. ma ascia ora Porta un doppia. mazzo di fiori, porta un peluche, ma non portarti un'ascia appari da Non sotto il serve il letto. mazzo di fiori. Porcaccia la miseria. Ok, di qua non ci sono indizi. C'è qualcos'altro? Possiamo ridare un'occhiata a lui? No. Di qua niente. Magari esaminare a questo punto qui neanche. Allora proviamo a fare la cosa a letto. Riempiamo lo spazio qua. Ok. Quindi diciamo che il punto d'accesso a questa realtà, se è un demone o per dove entra e si nasconde, prima sotto il letto non si può Non si può mettere mettere, più. no. Allora, mio, noi abbiamo messo tutto a posto. Sotto al letto non può entrare in nessun modo. Noi mo ce ne andiamo. E chi si è visto si è visto. Ok. E questo lo stiamo pensando già da un po'. Mm. Ok. Ok, potrebbe essere un ex ragazzo, attenzione. Allora, dici del tuo ex, dai. Ok, 2 anni fa. Siamo usciti insieme solo per un mese, però quindi non saprei se definirlo il mio ex. Era uno con la mania del controllo. Ottimo. Red flag, subito. Arrivederci, ciao, ti auguro tante belle cose, ma non Va. sei quello che cerco. No, no, no. Via, fuori dai coglioni.
trentina d'anni, corporatura media, direi. Credo che lavorasse per un'azienda famosa e teneva molto alla sua reputazione. Parlava spesso del suo stile di vita, di come alcuni cibi fossero nocivi per il corpo, di come bisogna fare del bene e inclusione screditando tutte le persone che la pensano diversamente da te, Sempre. eccetera, eccetera, eccetera. Era precisino ed elegante. La cosa spaventosa è che pretendeva che io fossi come lui. Guarda, ho aggiunto una frase che ha dato senso anche a quello che è venuto dopo. Mamma mia, c'ho un potere. E sei pure fortunata perché io oramai persone così, ma neanche 3 giorni, poi basta, arrivederci. Basta. Quindi cosa possiamo confermare con questo? Ok, quindi restiamo qui noi. Ok. Ragazzi, pigiama party. Pigiama party con serial killer incluso. Mm. Mm. Ok, sto fatto che ci ha detto non ti preoccupare, vai, resto io. Ha detto mi assento solo per andare a prendere un cambio Mm. d'abiti. Ok, o almeno credo, giustamente. Mm, ok. Quindi noi ce ne andiamo, eh. Ok, io adesso tutto a posto. Ecco, sta iniziando un'altra volta. Eiko non è ancora tornata. Merci. Prego. Mm. No, è uscita fuori. No, no, c'è problema. C'è problema. Oh, no uso. C'è grande problema e c'ha sangue su mani. Oh, c'ha ascia in mano. Oh no. Mio, vai dentro subito. Chiudi bene porta. Se lui mo è in casa è un problema grosso questo qua, Giamma. Che cazzo è successo qua dentro? Ma che cazzo? Un massacro. Ehm, io ho paura di chiedere la collega dove sia. Dove è Credo che andata a sia su suonare? tutta la stanza a questo punto. Aglia, colpaccio di scena. No, non è stata lei, però noi abbiamo trovato la camera completamente piena di sangue. Ok. Ok. Ok, quindi abbiamo due luoghi da esplorare. Appartamento di Eiko. Ok. Ok. Però a me a questo punto mi viene da pensare che sono due persone che stanno collaborando. Mm. Che se è qualcosa di paranormale va bene, però se non è così, mentre lui era fuori, qualcun altro è dovuto entrare dentro sempre per il passaggio che ci sarà, molto probabilmente Questa lei, stronza, da zio. e ha riempito l'appartamento di sangue. O hanno mangiato degli hamburger molto pieni di ketchup e hanno Tantissimo. sbrodolato tutto in giro, ma non credo che sia ketchup. Mm. Non so come è finita anche sui social. Caricato tu per fare la storia.
tu stai sfruttando la leggenda metropolitana dell'uomo che fa questo con la tua migliore amica, con la scusa che lei ha fatto l'escort, e insieme al suo ex, lo stalker, state facendo tutto questo per guadagnare punti social. Narcisista lui, narcisista lei, si sono Puttana. messi insieme. A questo punto, puttana. Se sarà così, puttana te lo sei meritato. Ti trovi, Sì. Reagan? Siamo Se, stati cattivi? se poi non è colpevole Abbiamo sputa. offeso una donna inutilmente? No, noi abbiamo dei sospetti e abbiamo usato un termine forte. Se sarà così, gli sarà ripetuto. Se non sarà così Si come chiederà abbiamo scusa. previsto, si chiederà scusa. Però tutti gli indizi concordi con noi che puntano ad una situazione del genere? Come si usa in gergo, buttana fino a prova contraria. Esatto, il discorso fila. Grazie mille, Certo. Reghe. Allora, Eh, è quello che ci stiamo chiedendo. Ok. Allora, noi dobbiamo esaminare tutto pure qui. Indizio a casa sua, collegamento con l'ex ragazzo suo. Con l'ex ragazzo di sì. Mio. No, no, non ti preoccupare. Massima discrezione. Scusa, com'era il tariffario? La prendi così, allegramente. Ma tu devi ripagare 10 milioni di debiti. Allora, momento. Hai rotto la sedia maledetta che uccide. Già Non si stiamo combattendo un rompere. attimo contro un killer armato d'ascia. Aspetta, un problema è più... I 10 milioni col tempo si trovano. Capito? Killer armato d'ascia, 2 secondi. Asciata, sei morto, game over. Ma pensiamo a Ascia. Ascia cattiva. Ascia crea problemi. Goliardico. No, Ascia crea problemi. Allora, iniziamo a prendere indizi parlando con i vari personaggi. Mm. Anche perché per un fatto di calcolo percentuale, il primo caso ci ha dato 3 personaggi, uno è la vittima, uno è il colpevole. Quindi dateci qualche altro collegamento. Vorremmo cambiare fonte, ma tutti gli indizi portano qua, non ci possiamo fare niente. Mm. Mm. Amichetta mia, vieni a casa mia. Mm. Mm. Senti, le uniche 2 persone che potevano scattare quella foto eri o tu o Mia. Mio. Mio era un attimo con la caghetta perché c'era Non uno con credo. l'ascia che ti insegue. Fan che sapevano qual è il palazzo. Sì, c'erano le foto in giro che si sapeva dove era il palazzo e dove era la zona, ma che qualcuno a quell'ora all'improvviso sapesse che stava di nuovo avvenendo questo è matematicamente impossibile. Quindi la foto o l'ha messa il killer armato d'ascia Eh, oppure l'hai messa tu. Alternative non buttana. si aggiungerebbe a quello precedente, sì. Giustamente, poverina, ha visto la morte con gli occhi per 2 notti di fila. Mi pare pure normale che ci abbia un attimo lo stomaco chiuso. Ok. Mm. Allora, guarda, 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 guarda.
Voglio fare una giocata completamente opposta rispetto a quella fatta 2 secondi fa. Ok. Ritiro completamente il Pottana. Ok. Lei si sta dimostrando una buona amica. Mm, Sta dando a sta persona la possibilità di venire qui nel suo appartamento. sì. Siete colleghe universitarie e non vi vedevate da un po' di tempo. Da quando è apparsa lei stanno succedendo queste cose strane. Ti voglio dare la massima fiducia e penso che tu voglia bene a questa tua amica e non le stai organizzando niente dietro. Non la prenderò in considerazione tra i sospetti. Voglio darle fiducia. Vediamo la mia fiducia dove Per porta. me è buttana. Per te, Motta, io mi fido di lei. Per me è una brava persona. Non voglio basarmi neanche sulle prove. Il ragionamento già l'ho fatto prima. Ecco qua. Questa cosa non gioca a tuo favore, io te lo dico perché mi ha dato un indizio specifico su di te, quindi... Ok, sbirciatina. Ok, altre domande che possiamo fare. Mm. C'è dubbio che le stia particolarmente incollato. Quindi ancora con la cosa dell'ex? Tu sei una brava persona e io mi fido di te, quindi ti volto le spalle tranquillamente. Allora, ok, qui il letto è basso, quindi non ci sono problemi. Allora, sono tanti dialoghi, ma non sono eccessivamente lunghi, quindi No, poi subito vanno avanti. è Si è fatta interessante. bene sta cosa. Ok. Quindi Guarda caso, quella è uscita. Lei esce, c'è l'uomo lei misterioso. esce ed è andata a destra, la porta stava a sinistra, niente vieterebbe. Ma io mi fido comunque di lei. Lei è Guarda buona, tu, lei non c'entra niente. guarda tu, Lei non c'entra niente. appena è da sola, l'uomo misterioso appare. Lei non c'entra niente. Mi fido di questa persona nonostante le male lingue Ha parlino, la tauromachia, nonostante abbia un passato turbolento, io mi voglio fidare di questa persona. l'influencer universitaria. Naturalmente ci tengo a precisare che la mia è una giocata puramente ironica proprio sul fatto che io credo che lei c'entri qualcosa, Poi ma magari sbagliamo, non voglio che il mio pregiudizio mi faccia essere volgare e scorretto nei suoi confronti. Quindi È una buttana. tu la pensi così, Sì. Sempre io, non ti preoccupare, ok? Ozzy. Per me io mi fido, lei non c'entra niente. Aspetta, potere del professor Xavier. Non al momento, già ma più tardi. Ok. Mancato per un attimo l'audio, ho detto che cazzo è Potere successo? del professor Xavier. Sì. Ok, la foto. Pausa vestizione. France, fatelo sto gioco, è È simpatico molto proprio. divertente, France sì. è simpatico proprio. Ed è il primo caso. Questo è il primo caso, sì. Come sta Mm. andando? Bene, Francia, ci stiamo divertendo. Oh, bello proprio, France è bello simpatico proprio. È un investigativo carino comunque. France per fartela proprio in maniera riassuntiva. Guldo. Se ci Fasi pensi. investigative alla Phoenix Wright, però non troppo pesanti. Dialoghi ce ne sono tanti, ma sono leggeri. E alcune animazioni e cutscene in alcuni momenti sono simpatiche proprio. C'ha la giusta puntina d'horror armata dash. Ok, va bene. Quindi comunque quella bambola presumibilmente voodoo non sappiamo. Scendo di so che mi annoierebbe molto.
E vabbè, Francesco, anche stavolta ci abbiamo io ti provato. provo a dare un consiglio. Al massimo ti posso dire, se Vabbè, non ci dai. vuoi spendere i soldi, seguilo con noi come una storiella e ti fai due risate. Non so, la nostra faccia sotto i tuoi piedi, Francesco. Cioè, Sto vedendo poi esce Monster Hunter, io mi quindi. sto mettendo a disposizione per questo ragazzo, ma continua a dirmi di no. Rifiuto, sempre Vabbè. rifiuto. Però io Vergogna. gli voglio tanto bene e continuo a provarci, non c'è Non ci avevo problema. speso neanche sotto tortura. E ha Fai avuto niente. anche l'aumento, Ho avuto anche ricordiamo. la Franci, sei il più taccagno che abbia mai mamma mia. visto, veramente. 15 euro, Francesco. Mamma 15. mia. Spilorcio! Rantolite. Seborroica. Rantolite. Allora, Ehi, 15 euro mi prendo Zomboid. Buttalo dentro. prendi, bravo Francesco, Prendi bravo. Zomboid. Quando iniziamo, France? Quando? Facciamo qualche partitina d'allenamento, vediamo un pochettino di capire il tutto. Si vede di aprire il server. C'è un unico obiettivo, ripulire tutta la mappa dagli zombie e ripopolare quei pezzi di terra e costruirci sopra. Cosa semplice, E cose niente. cosa proprio tranquilla. Non ci ha fatto vedere con gli occhiali comunque. Ho detto, vabbè, prima finisco di... già vuol No, dire che non qua no. serviva a niente, ok. Perché poi comunque il killer non è stato qui. Cioè il Pippo Baudo con l'ascia che lascia macchie di ketchup ovunque. Ok. Quindi perché era nel corridoio effettivamente che ha trovato chiuso qua? Mhm. Oh, ancora meglio The Longing. Longing. Che è The Che cos'è? Lodging? Che gioco è, Francesco? Mm. Possiamo giocare insieme a questo gioco? Domanda che si pone. Francesco, hai avuto l'aumento, prendi tutti e due. Buttate. Non farti il problema. Ah, Vai, Francesco. almeno ti puoi prendere quando esce Shaolin Soc, volevo dire il gioco nuovo dei creatori di Sifu e diventiamo calciatori Shaolin tutti insieme. Dai, dai, Fammi almeno questo dai. regalo. Almeno, Shaolin almeno quello, Soccer. almeno quello. Facciamo il super kung fu calcistico, Francesco, è il nostro momento. Io Allora, che la chi è passo a te, tu che stato? la passi a Enzo, Enzo che grodola. E allora ce ne sono due, Gianmarco. O lui è uno spirito e si è Eh no, magari sono teletrasportato, due. oppure ce ne sono due. Un gioco stra particolare, per finire ci vogliono 400 ore, non scherzo. E fai, mandaci su Ah, WhatsApp aspetta, un France, trailer, qual è no? quello là dell'ovino sottoterra che devono passare deve passare un anno di tempo reale per risvegliare la divinità, eccetera, eccetera, una cosa del genere. Perché io quello lo volevo iniziare in live. Esatto. Allora, Si può giocare insieme? Gianmarco, aspetta, aspetta. Faccio vedere un attimo il trailer. Vai. È un esperimento più che altro. Allora. Longing. Ok. Allora. Questo qua, Gianmarco. Ha fatto anche Reddit. Sì, l'hanno fatto tutti perché l'idea è carinissima. Allora, Gianmarcone è bello. L'inizio è questo, tu parti da qua, questa è la divinità super cazzo, eccetera, devono passare 400 giorni. Ma no in game qua, proprio qua fuori schermo. 400 giorni devono passare. Devi far passare il tempo e fare cose. Puoi fare quello che vuoi, ci sono dei libri da leggere, puoi esplorare, puoi sbloccare varie cose. C'è un mondo da fare e c'hai 400 giorni per fare tutto. Puoi leggere libri. Tutto in Dura. inglese. Francesco, solo in inglese. Che non ho aperto la pagina di Steam. Che cazzo?
puzzo di paranormale. Questo sembra paranormale, vero? Questo sembra paranormale un bel po', sì. Sì, Di Human solo in Centipede, inglese. solo in Vabbè. inglese. No. Purtroppo. Può darsi Alle che è stata pinne. fatta una traduzione amatoriale in italiano, Sono più finali, quindi poi tecnicamente puoi finirlo prima. Ah, ok, ok. Vedete se c'è una traduzione in italiano da qualche Ma se c'è parte. l'horror e roba da leggere, mi cago il cazzo di No, leggere più una che serie. altro ci sono veri romanzi interi da leggere. No. Già, ma se vuoi non è obbligatorio farlo. Non No, c'è. ma a decidere tu, mica già decidere. No, già ma è per farti capire il concetto che c'è dietro. Di solito se tu prendi un qualsiasi gioco pure d'avventura, Eh, tipo Avowed, Skyrim o qualunque altra avventura simile, ti trovi quei libri da qualche parte dove ci sono quella decina di pagine, quindicina di pagine che tu dici, wow, c'è un libro grosso qua dentro. In questo gioco qui ci sono interi romanzi a livello di Romeo e Giulietta. C'è tutto Romeo e Giulietta, tutto il romanzo, da pagina 1 all'ultima pagina, tu ti puoi sedere lì, c'è tutto il tempo di leggerlo, perché il gioco ti dice devono passare 400 giorni. Fa che il cazzo vuoi tu. Cioè, il libro lo leggi. vabbè. Lui fa un po' schifo così però, eh. Allora, a questo punto non possiamo neanche esaminare meglio. Cosa stavi cercando nella libreria tu? Allora, osserva meglio. Mm. Le numerose stranezze, ok, un altro indizio. Mm. Guarda la libreria. Hai preso qualcosa? C'era qualcosa che stava cercando. Ma perché sporcare tutto con il sangue? Mm. Allora, qui c'è un'altra. C'era qualcosa dietro i libri. Mm. Allora, esamina i libri. Però Fangio, se ti prendi Zomboid preferiamo, nel caso. Così possiamo giochiamo insieme. Bel mondo, tu, Enzo e tutti gli amici della grande casa blu. Dai, Francesco, dai. Oltre a Monster Hunter, quello poi è un'altra cosa. Dai, Francesco, dai. Unisciti al Zomboid, dai che ci divertiamo. Fidati per una volta. Non dirci sempre di no, Francesco. Dici un gnagni. Dici qualche altra cosa. Parrugli! Farrugli. Salamallecchi. Dici qualcosa di diverso dal no, non mi diverto. No. Vabbè, quello ha detto costa troppo. No, costa troppo, ecco, è vero. Mo' non esiste altro gioco su PC oltre Wilds. A È quello siamo comprensibile. tutti ben organizzati. Arriverà pure sabato e domenica, così come l'arcangelo Gabriele del mio cuore, molto paffuto ma molto coglione, mi ha annunciato la venuta del codice. Quindi è apparso il messaggio con l'annuncio celestiale: il codice arriverà nel fine Eh... settimana. A lunedì arriva il pacco. E lunedì arriva il pacco. Lunedì pacco opening. Allora, forse i libri. Parrugli. Forse i libri sono caduti dallo scaffale per qualche ragione dopo che la stanza è stata imbrattata, perché i libri erano sporchi, non erano Mm. puliti. Sbagliato qualcosa. Per di più le copertine rivolte verso il pavimento non presentavano macchie di sangue. Allora il contrario, ok. In un dettaglio non l'avevo letto. Prima che la stanza fosse stata imbrattata, ok. Avevo perso sto dettaglio, scusatemi. Piuttosto vedetevi Long Gone Days se volete comprare un giochino bello allo stesso prezzo, oppure Obradin stesso. Dopo gli do un'occhiata. Libri caduti dallo scaffale. Ok, quindi c'era qualcosa sullo scaffale. Allora. Ciccia, puoi darci una mano, Jasmine? Questo dovrebbe essere sangue. A proposito della stanza rossa, ok. L'obiettivo della foto. Effettivamente, perché quella foto è stata fatta?
aspetta. Mm. Allora, rivediamo se per caso si è sbloccato qualche nuovo indizio con niente. Rivediamo i luoghi questi qua. No. Mancano 3 indizi. Mm. Combattimento a turni con armi da fuoco. Mantenendo a turno arma da fuoco. Sì, Però abbiamo piace. Persona 5 al momento. Combattimento a turni. Tante cose fanno Siamo un'esplosione. ancora all'inizio. No, ancora all'inizio. Secondo me. Allora, oh, Pippo Baudo con l'occhio Ehi. grosso. Osserva l'ombra. Ok, tu chi sei? Cosa stai guardando? Quindi sono 2 persone. Questa è la conferma, sono 2 persone che stanno facendo sta cosa. L'ho già vista da qualche parte. Di chi è l'ombra all'ingresso? Ok, già sappiamo tutto però. Questo monoco. Ok. Occhio perché era chi ha fatto la foto. Forse la traccia la ritrae mentre scatta una foto dopo che la stanza è stata imbrattata. Bella. Bella. Questa è l'ombra di chi ha fatto la foto, incappucciata come l'altro, e che sono 2 persone che stanno collaborando. Ok, ci manca un ultimo indizio. Dove può essere? No, No. neanche. Vedi bene? No, ma non possiamo esaminare. Qualcosa che è cambiato da qui? Ancora qualcosa su di lui? Sì. Osserva meglio, ok. Sgrodo li vado, domani mi ciuccio il voto per sapere chi è. Va bene, Buonanotte, Regen, Regen. buonanotte, a domani. Tanto poi comunque lo continuiamo pure i Sì. prossimi giorni che ha approvato a pieni voti lui. Buonanotte, a domani. Ok, Sgrodo. allora. Anzi, infatti a questo punto facciamo così, visto che comunque si è salvato alla fine della sequenza No, questa ci qui, conviene che io ci vado in conviene campo nero, spegnere no. qui e poi lo continuiamo nei prossimi giorni Sì. perché No, questo mi piace. è Mi piace. gustoso, Bello. molto gustoso questo qua. Allora, Francesco, Regen, buonanotte a tutti, a Buonanotte a tutti, ragazzi. domani. Ciao. Buonanotte.